Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Palermo, Far West Makeda, arrestato un 28enne per l'omicidio del tunisino avvenuto lo scorso 4 luglio. Il sindaco Lagalla: chiederò più attenzione per il centro storico. Luca Sammartino dovrà restare lontano dalla politica. Il Tribunale per il riesame di Catania ha rigettato l'appello presentato dai suoi legali. Emergenza cenere, a Catania superati i livelli di polveri sottili. Il sindaco Trantino emana un'ordinanza per rimuovere entro 20 giorni la sabbia vulcanica. Da Cireale il primo cittadino chiede mezzi speciali. Il volto sorridente di Paolo Borsellino da oggi e fino al 18 luglio proiettato al Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, il là alle iniziative che porteranno venerdì al 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Nuovo Parlamento europeo, la prima interrogazione della legislatura è sulla siccità. Servono maggiori risorse, che si attivi il fondo di solidarietà. Calciomercato, a Palermo arriva l'attaccante Henry, ceduto il portiere Pigliacelli. Il Catania ufficializza l'ingaggio del difensore Ierardi, contratto di 2 anni con opzione per il terzo. E come avete sentito dai titoli, stiamo parlando di Palermo. Dopo la morte del 20enne tunisino picchiato e rimasto in agonia per 2 settimane, arriva l'arresto di un 28enne somalo. Un allarme sicurezza centro storico, col sindaco Lagalla pronto a chiedere un intervento specifico al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sentiamo Marco Gullà. Una rissa tra nordafricani e anche alcuni palermitani, le bottigliate nel cuore del centro storico di Palermo, in via Makeda. Una delle tante risse, ma questa volta c'è però scappato il morto. A distanza di 12 giorni dall'accaduto è deceduto oggi il tunisino 20enne che era stato selvaggiamente picchiato dopo una rissa. Moataz Derbeli, questo è il suo nome. Sempre oggi è stato arrestato dalla squadra mobile un giovane somalo di 28 anni che gravita nel quartiere Ballarò e che sarebbe uno dei partecipanti al pestaggio avvenuto lo scorso 4 luglio, una rissa scoppiata per il controllo del territorio, come accade spesso nel francobollo del centro storico palermitano, poi l'aggressione selvaggia nei confronti del ragazzo tunisino che per 12 giorni è rimasto in condizioni disperate in ospedale. Oggi il decesso, una morte che apre anche alla polemica in campo politico. Se da un lato il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, non può che manifestare amarezza per quanto successo, dall'altro Forza Italia, tramite il capogruppo al Consiglio Comunale, Ottavio Zacco, vuole aprire un tavolo di crisi e dice: è inaccettabile che episodi di tale violenza continuino a verificarsi nelle nostre strade. La morte del cittadino tunisino è solo l'ultimo di una serie di atti di violenza che stanno seminando paura e insicurezza tra i cittadini di Palermo. Nonostante appelli, polemiche e proteste, il centro storico di Palermo continua ad essere Far West in determinati orari della giornata. E cambiamo argomento, parliamo dell'inchiesta Pandora. Il Tribunale del riesame di Catania conferma la sospensione dagli incarichi pubblici per l'ex assessore regionale Luca Sammartino. Lorena Dolci. Luca Sammartino dovrà restare lontano dalla politica. Il Tribunale per il riesame di Catania ha rigettato l'appello presentato dai suoi legali contro la sospensione da incarichi pubblici disposti dal GIP nell'ambito dell'inchiesta Pandora. Sammartino, che si è dimesso sia da vicegovernatore che da assessore regionale all'agricoltura dopo la notifica del provvedimento, è indagato per 2 presunti casi di corruzione. Il 16 giugno scorso la Procura di Catania ha fatto notificare un avviso di conclusione indagine a 29 persone nell'ambito di un'inchiesta che tratta anche presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune di Tremestieri e Tenneo. 2 presunti casi di corruzione contestati dalla Procura. Il primo è di avere favorito il proprietario di una farmacia impegnandosi nell'impedire l'apertura ad un suo concorrente. Il secondo riguarda 2 carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da eventuali cimici la sede della sua segreteria. Emergenza cenere a Catania. Il sindaco Trantino emana un'ordinanza di protezione civile per rimuovere entro 20 giorni le polveri vulcaniche, superati in alcune zone i livelli consentiti. La presenza di cenere vulcanica ha fatto superare i limiti delle polveri sottili in alcune zone di Catania. Lo ha rilevato l'ARPA, l'Agenzia per l'Ambiente. L'emergenza polveri diventa ufficialmente un problema igienico-sanitario con rischi respiratori e problemi agli occhi, considerate anche le alte temperature di questi giorni. È per questo che il sindaco di Catania ha emanato un'ordinanza di protezione civile che impegna le aziende titolari del contratto dei 3 lotti cittadini a intervenire con straordinaria rapidità
e sistemi eccezionali. Non più le 10 settimane annunciate. L'obiettivo, alla luce dei nuovi allarmanti dati, è rimuovere entro 20 giorni la coltre nera che ricopre il territorio comunale. 350 le tonnellate già rimosse, a fronte di circa 4.000 tonnellate ricadute su piazze e strade. Rischi per la salute, strade scivolose e conseguenti incidenti, tombini otturati e allagamenti. Per evitare lo scenario peggiore, l'ordinanza dovrebbe finalmente imprimere un'accelerata alla macchina degli interventi. Eccezionalità, necessità e urgenza sono le parole chiave che giustificano procedure straordinarie, come straordinaria è la situazione di chi vive ai piedi di un vulcano attivo. Diventa allora operativo il piano di divieti di sosta per consentire efficaci operazioni di pulizia, evitando il passaggio a vuoto delle spazzatrici al centro delle strade. Attenti ai cartelli, d'ora in poi entreranno in azione i vigili urbani e il carro attrezzi, e la differenza si vede. Ecco via Vittorio Emanuele e piazza San Placido, per fare alcuni esempi, o anche piazza Iolanda ripulita proprio oggi. Lo stesso non si può dire della via Umberto. E l'Etna rimane sorvegliato speciale. Dopo la nuova eruzione di ieri sera, il cratere voragine ha dato vita a suggestive fontane di lava, provocando una colonna però di cenere alta 6.000 metri e una colata lavica che è tracimata dall'orlo della Boccanuova. Un ciclo di attività che continua a cambiare il volto dell'Etna e a provocare i disagi. Il sindaco di Acireale lancia da Sicilia 24 un appello a Schifani e alla protezione civile perché si acquistino mezzi speciali per l'aspirazione della cenere. È arrivato il momento di organizzarsi, non possiamo continuare i sindaci a spazzare i nostri territori perché le forze economiche e umane sono quelle che sono, e anche in termini di attrezzatura. Ormai non è più un fatto straordinario, ma è un fatto ordinario. L'Etna ogni anno coinvolge tantissimi comuni della provincia di Catania. A questo punto ritengo che il Presidente della Regione, come capo della protezione civile, e l'ingegnere Cocina debbano necessariamente programmare l'acquisto di attrezzature, di mezzi speciali per aspirare alla cenere vulcanica, perché a rotazione, a secondo dei venti e a secondo di quando avviene l'eruzione, i nostri comuni vengono riempiti dalla cenere vulcanica, che per fortuna oggi non diventa più rifiuto. Grazie alla circolare della regione siciliana c'è la possibilità di riutilizzarla in edilizia. Dopo aver innalzato a rosso il livello di allerta per lo Stromboli in conseguenza dell'attività vulcanica in corso, si procede adesso a dichiarare lo stato di calamità naturale. È l'appello lanciato dagli operatori turistici di Stromboli al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stiamo vivendo, sottolineano nella nota, un'allerta che viene gestita come emergenza, con tutti gli svantaggi e i disagi che determina, senza avere però nessun tipo di aiuto. E cambiamo argomento. Il volto sorridente di Paolo Borsellino da oggi pomeriggio e fino al 18 luglio viene proiettato nel cortile di accesso di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, il via alle iniziative che porteranno al 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Manlio Viola. Il volto sorridente del giudice Paolo Borsellino proiettato nel cortile Macheda di Palazzo dei Normanni. L'iniziativa, organizzata dal presidente della commissione antimafia Antonello Cracolici d'intesa col presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno, è stata inaugurata oggi pomeriggio e dà il via alle manifestazioni per il 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio, che cade venerdì prossimo. Questo è il palazzo delle regole, il palazzo delle istituzioni. E omaggiare con un tributo a un grande uomo è anche un modo per dire che la Sicilia non solo non dimentica, ma continua la battaglia. La proiezione proprio nel cortile del Palazzo del Parlamento siciliano è un importante monito anche per la famiglia Borsellino, come dice la nipote di Paolo, figlia di Rita Borsellino, che a lungo ha tenuto viva la memoria. È importante che sia sempre presente la sua memoria, possa ricordare quanto è stata importante la sua figura e quanto ancora adesso sia importante, e che ancora aspettiamo una verità che è tarda ad arrivare. Il sorriso di Paolo, che comunque aveva sempre trasmesso serenità e tranquillità, comunque quel sorriso ancora a qualcuno fa paura. Da oggi a venerdì si susseguiranno tanti altri eventi che culmineranno proprio venerdì sul palco allestito in via D'Amelio, con il ricordo delle agende rosse, con il corteo che unisce simbolicamente le due stragi, Falcone e Borsellino, e con la fiaccolata della sera. Intanto si apprende che ben 526 beni confiscati alla mafia saranno assegnati per essere utilizzati alle ex province per vari scopi.
soldi. Un segnale chiaro che non sempre i beni confiscati finiscono in rovina, ma al contrario vengono a volte destinati a importanti scopi sociali e istituzionali. E il GIP di Catania ha revocato la misura cautelare per gli indagati dell'inchiesta Vasi Comunicanti che il 4 luglio scorso ha scoperchiato un presunto sistema di corruzione relativo alla fornitura di stent. In libertà i 4 professori Tamburino, Contarini, Micari e Nicosia, in libertà pure i referenti delle aziende distributrici dei presidi medici al centro delle indagini della Guardia di Finanza. Tutti i 9 indagati erano accusati a vario titolo in concorso per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La revoca è motivata dal fatto che sono venute meno le esigenze cautelari. E andiamo a parlare di emergenza idrica in Sicilia. A Messina un tavolo convocato in prefettura ha disposto un sopralluogo alla fonte del Bufardo per capire se è possibile aumentare la portata d'acqua. Anche a Trapani, Consiglio Comunale straordinario, buona notizia per i catanesi, firmata la convenzione con la Servizi Idrico Etnei. Francesco Triolo. Con le temperature roventi di questa settimana si complica anche la crisi idrica in Sicilia. A Messina era stato annunciato e si è tenuto un tavolo tecnico in prefettura nel corso del quale è stato disposto per giovedì mattina a Fiumefreddo un sopralluogo per verificare la possibilità di un aumento per uso idropotabile del quantitativo d'acqua proveniente dal sistema di pozzi e gallerie Bufardo utilizzata dalla città di Messina e dai comuni del Catanese, Mascali, Calatabbiano e Fiumefreddo. Al momento la fornitura idrica è suddivisa equamente tra uso idropotabile ed irriguo. Il tema è delicato perché la risorsa idrica continua a diminuire in tutta la Sicilia, lo voglio ricordare, e quindi faremo un ulteriore passaggio giovedì per comprendere come possiamo eventualmente supportare ancora di più il disagio della cittadinanza. Di emergenza idrica si è parlato anche a Trapani, dove si è tenuto un consiglio comunale straordinario, mentre ad Agrigento la turnazione arriva adesso a 15 giorni. A Catania invece finalmente potrà esserci il gestore unico dell'acqua. È stata firmata la convenzione della durata di 29 anni tra l'Assemblea territoriale idrica del capoluogo etneo e la Servizi Idrici Etnei, la società per azioni che già dal lontano 2005 avrebbe dovuto gestire il servizio idrico integrato nei 58 comuni del Catanese, occupandosi non solo di far arrivare l'acqua nei rubinetti ai cittadini, ma anche del collegamento fognario e della depurazione dei reflui. E scatterà da lunedì il piano di razionamento dell'acqua anche a Palermo, una misura d'emergenza che si rende necessaria per garantire non soltanto il presente ma anche il futuro del servizio di erogazione idrica a Palermo, fanno sapere, di fronte al fenomeno di siccità che ha determinato il decremento pari al 60% della capienza degli invasi. L'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel capoluogo e in altri 50 comuni della provincia ha scelto la strada della prudenza. E cambiamo argomento. È stato respinto il ricorso presentato dagli avvocati di Elio Arnao e Cristian Maronia, accusati di avere fatto parte del branco che ha partecipato allo stupro di gruppo ai danni di una 19enne avvenuto il 7 luglio dell'anno scorso al Foro Italico a Palermo. Gli avvocati avevano chiesto la misura cautelare dei domiciliari. E ci spostiamo a Bruxelles invece, dove il nuovo Parlamento europeo si è insediato. La prima interrogazione della legislatura è siciliana ed è sulla siccità. Gli eurodeputati siciliani appunto raccontano al nostro TG cosa vogliono dall'Unione per la nostra regione. Reportage del nostro inviato a Strasburgo il giorno dell'elezione della presidenza, Luca Ciliberti. A Strasburgo si apre la nuova legislatura per i 705 deputati dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea per una settimana decisiva, quella che determinerà i vertici delle istituzioni dell'Unione Europea. Stamattina Roberta Metsola è stata confermata alla guida dell'Eurocamera con una maggioranza record in plenaria, 562 voti favorevoli sui 699 presenti. Adesso la partita politica tra gli Eurogruppi si giocherà sulla designazione dei 14 vicepresidenti. Giovedì toccherà alla Presidente della Commissione Europea con l'uscente Ursula von der Leyen che cerca la riconferma. A Strasburgo, soprattutto per i nuovi eurodeputati che si sono presentati con le famiglie e gli affetti più cari per tutti, è un primo giorno di scuola. Oggi noi abbiamo rimarcato uno dei temi più importanti che riguarda la Sicilia, che è l'immigrazione, ma siamo convinti che la legislatura che si apre sarà importante su tanti temi, la modifica del Green Deal, l'andare incontro alle esigenze degli agricoltori, per noi in modo particolare avviare una discussione sui grandi temi come quello della siccità
In Europa arriviamo per cercare di dare anche una mano per una coesione degli Stati all'interno di un'Europa che possa essere più forte, che possa essere più autorevole nei rapporti anche commerciali con gli altri continenti. Ma vorrei dire anche che questa Europa deve guardare alla pace. Onorevole Antoci, prima interrogazione parlamentare della nuova legislatura è la sua. Sì, insomma è su un tema importante, siamo partiti con un tema importantissimo, quello della siccità. A questo seguirà sabato un incontro e un convegno a Sant'Orsteno di Camastra. Un'Europa mai come questa volta che deve essere considerata vicina e di interesse alle esigenze della Sicilia. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità. Nuotatori affetti dal Parkinson hanno attraversato lo stretto di Messina. L'iniziativa della Fondazione Limpe a sostegno del progetto Outdoor per migliorare il benessere psicofisico grazie all'attività motoria. Una sfida vinta per il gruppo di 30 impavidi nuotatori provenienti da tutta Italia che questa mattina, sfidando il mare aperto e le sue correnti, hanno attraversato lo stretto di Messina. Bracciata dopo bracciata, un'impresa speciale perché a compierla sono state persone con il Parkinson affiancate dai loro familiari e dai neurologi che le hanno in cura. Bravi, bravi! La Swim for Parkinson, questo è il nome dell'iniziativa giunta alla sua quarta edizione, promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa e di raccogliere fondi in favore del progetto Outdoor per migliorare la qualità della vita delle persone con il Parkinson attraverso l'attività fisica. Gli studi scientifici dimostrano infatti i benefici dell'allenamento sportivo nel rallentare la progressione della malattia e nel migliorare il benessere psicofisico delle persone con il Parkinson, e se praticata in gruppo l'attività motoria contribuisce a creare legami favorendo un senso di appartenenza e sostegno reciproco. Per testimoniare concretamente questo legame anche quest'anno le ideatrici della manifestazione, Francesca Morgante e Maria Chiara Sensi, neurologhe della Fondazione Limpe, Cecilia Ferrari ed Emanuela Oliveri, entrambe persone con il Parkinson, hanno percorso insieme i quasi 4.000 metri che separano Capopeloro da Cannitello. Delle grandi occasioni ad Cireale per l'ultimo appuntamento della rassegna cinematografica dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Grandi mattatori sul palco, Ficarra e Picone. Sentiamo Eva Spampinato. Noi abbiamo capito subito che una storia su Giovanni Pirandello avrebbe Luigi Pirandello e anche i suoi familiari, fra cui Giovanni e tanti altri, avrebbe comunque interessato il pubblico perché è un fatto di cultura e la cultura è importante. La simpatia e l'eterno gioco di equivoci di Ficarra e Picone hanno conquistato il pubblico di Acireale per la prima edizione del Festival Cinematografico Acese, che quest'anno è stato dedicato ai lavori del regista palermitano Roberto Andò, con cui il duo comico ha sancito una proficua collaborazione artistica partita con La stranezza, che mette insieme uno degli aspetti più importanti dell'opera di Pirandello, la mescolanza di comico e tragico, da cui la nascita di questa Cast vincente non si cambia. Roberto Andò rilancia e rimette insieme Tony Servillo con Ficarra e Picone per un nuovo film, L'Abbaglio, ambientato in Sicilia, in uscita a gennaio, che partirà ancora da un fatto storico reale. A me piace partire da un dato storico reale e insinuare un elemento di invenzione, anche nell'Abbaglio è così. È lo sbarco dei garibaldini che vanno a trovare Pirandello. Sì, vanno ad Agrigento proprio per dirgli: oh, mi raccomando, vedi che poi un giorno tu devi scrivere. Pirandello era piccolino, no? Allora era giovane. Il film si chiama L'Abbaglio, ma si poteva chiamare i 1000 personaggi in cerca d'autore. Esatto. Si era indecisi. La rassegna cinematografica diretta da Mario Patanè ha visto sfilare in 5 giorni ospiti come Isabella Aragonese, David Coco, Donatella Finocchiaro e Valeria Solarino. E con il Giovanni Pirandello di Ficarra andiamo in pubblicità, torniamo per parlare di calcio.
Ed eccoci di rientro dalla pubblicità per parlare di calcio. Il Palermo cede Pigliacelli al Catanzaro e presenta all'attaccante Henry nuovo rinforzo per il Catania, che ha ufficializzato l'arrivo del difensore Mario Ierardi. Sentiamo Sergio Colosi. Il Palermo ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del portiere Mirko Pigliacelli al Catanzaro. Oggi la presentazione dell'attaccante centrale Thomas Henry, ex Verona in Serie A. Spero di fare qualche gol perché è il mio lavoro come attaccante, ma spero soprattutto che gli altri anche faranno questi gol che saranno importanti per la squadra. Il prossimo 20 luglio amichevole del Rosanero con il Monza, il 26 con il Leicester. Il difensore centrale Mario Ierardi, milanese di 26 anni, è un nuovo calciatore del Catania. Al club rossazzurro si è legato per il prossimo biennio con opzione per la stagione 2026-27. Ierardi negli ultimi 2 anni a Vicenza, dove ha giocato 60 gare realizzando 8 reti, è cresciuto nel Genoa militando nell'Ecco, Sud Tirol, Pescara e Ravenna. Dalla Ternana potrebbe arrivare il centrocampista Gregorio Luperini, ma il club umbro chiede un esborso economico maggiore. Il Catania intanto lavora nel ritiro di Assisi. Neppure la formulazione del calendario di Serie C ha scosso il Messina di Sciotto, che sfoglia la Margherita per la sede del ritiro. Alla soluzione Santa Domenica Vittoria si è aggiunta Zafferana e Tennea. Nelle ultime 24 ore blocco di 6 arrivi per il Trapani, il centrocampista Nermin Karic, i difensori Francesco Benassai e Daniele Celiento, il portiere Alessio Pozzi, gli attaccanti Nicola Muscas e Agustin Marsico. Termina qui questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.